Siamo ad Agrimont, la fiera dell'agricoltura di montagna, forse è meglio chiamarla la fiera dell'agricoltura in pendenza. Che valore ha l'agricoltura per la montagna e anche, visto che lei è assessore all'agricoltura e al turismo, il legame tra agricoltura e turismo in una terra di montagna? Beh, sono entrambe due belle domande, nel senso che è fondamentale continuare a preservare l'agricoltura di montagna, aiutare gli agricoltori che lavorano in montagna, perché se non ci sono loro il rischio è quello di perdere un patrimonio inestimabile, e soprattutto il lavoro che i nostri montanari fanno ad alta quota è fondamentale anche dal punto di vista idrogeologico. Mantenere sfalciati i prati, fare un lavoro di questo tipo è fondamentale, come Regione lo sappiamo, e stiamo cercando anche di mettere in atto tutte quelle misure per aiutare coloro i quali lavorano, soprattutto in alta montagna in generale, ma soprattutto in alta montagna. Io ricordo che comunque gran parte dei contributi che la Regione Veneto dà sul PSR, il 25% dei quali vanno all'agricoltura di montagna, nonostante il fatto che la maggior parte delle aziende siano in pianura e non in montagna. Quindi questo significa che c'è un'attenzione particolare a questo mondo, ma che deve essere principalmente valorizzato, anche perché, ripeto, anche all'interno di questi territori ci sono delle differenze, perché c'è montagna di bassa quota e montagna di alta quota dove è ancora più difficile, quindi dobbiamo ancora diversificare sempre di più e aiutare a avere un occhio particolare. Per quanto riguarda il tema del turismo, anche questo è fondamentale, agricoltura e turismo vanno di pari passo. Pensiamo a tutti i prodotti tipici locali che abbiamo in Veneto e in particolare nel Bellunese o nel resto della montagna veneta, prodotti DOP, IGP fondamentali. Gran parte dei turisti che vengono nel nostro territorio lo fanno per vivere un'esperienza legata anche al buon cibo e al buon bere, quindi è fondamentale per noi continuare a valorizzare questi prodotti, e lo stiamo facendo anche grazie al Ministero, facendo sistema a livello anche di Bruxelles per far sì che la cucina mediterranea o le produzioni tipiche locali vengano sempre di più preservate, e non che si vada incontro a temi che a noi non piacciono, tipo la carne sintetica o cose di questo tipo, o Nutri-Score, che mettono in difficoltà in realtà le nostre produzioni tipiche. La montagna sta soffrendo un problema che non è tipico di queste zone, la siccità. Come si risolve? Anche questo è un problema grosso che abbiamo in tutto il Veneto, in tutta la pianura padana, ma addirittura ormai è a livello europeo e internazionale. La montagna per la prima volta vive una cosa molto strana, cioè vediamo le autobotti che partono dalla pianura per andare in montagna, è una cosa strana, assurda. Bene che sia stato nominato un commissario straordinario da questo punto di vista alla siccità. Abbiamo bisogno di interventi nel breve periodo, ma soprattutto cantierare interventi fondamentali come sono i bacini di accumulo, pulizia delle dighe di montagna, creare tutte quelle infrastrutture che ci permettono anche di non disperdere l'acqua. Ricordo che oggi su 2 litri di acqua che viaggiano sulle nostre tubature degli acquedotti, 1 litro, quindi il 50% viene perso. Questo non è più possibile, abbiamo chiesto al governo interventi importanti, di modificare anche il PNRR per fare interventi infrastrutturali per raccogliere l'acqua nei momenti in cui ce ne abbiamo in abbondanza, per poterla gestire e utilizzare in momenti di siccità.